Ciao amici, se siete pronti, questo è l'episodio 17 in cui c'è una novità perché ho installato la patch 1.5 che dovrebbe tra le altre cose rendere più intelligente il computer mentre fa battaglie terrestri e navali, quindi spero che non faccia più... Cioè, in realtà un po' spero che le faccia ancora alcune scemenze, però un po' di meno. E poi sono entrato nel gioco con il mio stato coloniale delle Indie occidentali. Io ho cambiato i nomi, come vedete adesso. Ho inserito San Paolo e si vedono anche grandi, basta riavviare il gioco e si vedono giusti. Ci eravamo lasciati in una situazione un po' problematica. Stiamo combattendo una guerra stupida con questi africani che sono facili da battere, però non abbiamo manodopera. Questo è il nostro più grande problema al momento. E ben presto dovremo dichiarare guerra al Portogallo, appunto prima che riesca a concludere queste colonie. Cosa che proprio non desidero. Già, quindi iniziamo già a portare questi vicino alla colonia inglese e questi facciamo così vicino alle colonie portoghesi. E che succede nel frattempo? Ecco una cosa, una novità della pace, è che possiamo disabilitare le notifiche che non vogliamo, tipo questa. Non ci interessa, non vogliamo aumentare il rischio di volta. Intanto soffriamo di sovraestensione, come è noto. Se non altro fino a luglio del 22, un anno e mezzo. Ma se dichiariamo guerra alla Spagna, tra l'altro questa si blocca perché è un core della Spagna. Quindi probabilmente fino a gennaio del 23. E allora, dovremmo fare questa guerra perché il nostro obiettivo è impadronirci di queste due colonie portoghesi, bruciare queste inglesi e impadronirci di questa. La Francia non ci aiuterà. Questo è un leggero problema. Però per fortuna non credo proprio che lascerà passare gli spagnoli. Allora, qui avevamo dimenticato di far rientrare il nostro generale. Non era stata una buona idea. Ci- Cerchiamo di radunare un po' la flotta. Mi chiedo che genere di battaglie navali dovremmo condurre. Voi riunitevi qua. Appunto nell'ultimo episodio la Francia ha vassalizzato pacificamente la Provenza che noi volevamo perché è molto importante economicamente. Il nostro nodo veneziano non è ricco come potrebbe, eh? Anzi, tutti sti nodi si sono abbastanza impoveriti. Non era più ricca prima? Vediamo di capire qualcosa dal bilancio, perché come al solito non si capisce quasi niente. Vabbè. Magari la pace ha anche cambiato qualcosa riguardo il bilancio, quindi... Poi si discuteva della eventualità, qualora conquistassimo Firenze e la Lombardia, di prendere la decisione di formare l'Italia. Però io quasi quasi sono più tentato di rimanere a Venezia. Le idee veneziane ci danno alcune cose che sono poco utili, tipo il costo legale a noi in realtà non ci interessa molto, ma mi piacciono soprattutto le tradizioni che riguardano il commercio, con l'efficienza di commercio, anche questo, più introiti da commercio, ce n'è anche una... Questa è buona, ad esempio, che riduce i costi della flotta. In realtà neanche Venezia ha chissà quali idee
Ha solo queste tre come commercio. Ma però, insomma, le idee nazionali italiane sono migliori. Questo è certo. Però neanche quelle veneziane sono affatto male. Allora, dai, proviamo ad andare avanti. Ecco, qui sono successe un miliardo di... soprattutto gli embarghi. Si vede che nella precedente versione tutti facevano embargo a tutti praticamente. La Crimea ci chiede accesso, ma noi non glielo diamo, no? Uh, io mi stavo dimenticando di qualche... Ecco, volevo appunto accettare le loro domande. Tanto questa provincia al momento non mi interessa molto. Oh mio Dio. Assedia... Si assediano da soli questi qui? I patrioti Tart. A Genoa? Non si capisce bene. Vabbè, comunque, non diamo l'accesso militare alla Crimea perché sennò attacca quest'altra. Per assurdo, la Crimea sta straperdendo una guerra contro Zaporozhye, che era uno staterello minuscolo e molto più povero, perché non può passare praticamente con l'esercito. Che geni. Mm. Comunque intanto anche la Francia sta facendo guerra contro Inghilterra e Portogallo, non contro la Spagna. Siamo abbastanza poveri. Sono curioso appunto di vedere guadagniamo davvero di più. Tra l'altro commerciamo pure in tabacco. E non abbiamo più... Vabbè. Abbiamo perso, sì. Le pretese. Ok. Vediamo come procedono queste colonie nemiche. Soprattutto questa. Penso che in pochi mesi sarà finita. Allora, qui io direi di concentrare un po' l'esercito. Va bene, l'Austria ha lasciato la coalizione. Com'è che ci troviamo a coalizioni? Solo la Toscana è coalizzata contro noi. Potremmo anche farla fuori. No, scherzo. Cavoli, sono alleati alla Francia. E questi? Colonia, Treviri, Genova. Magari la prossima guerra la potremmo fare per prendere la Lombardia. La prossima. Quella dopo la prossima. Non sarà facile. Questa invece può aspettare. Bambuk. Oh mio Dio. Andiamo ad aiutare costoro. Ecco, come vedete c'è anche la stellina quando c'è un generale. E più è bravo, più stelle ci sono. Il nostro fa schifo, ne ha solo una. Ended support independence. Ok, adesso ci toccherà una sorte. Mio Dio, vediamo un po' chi vince. Per fortuna il terreno è favorevole. No, qui rischiamo l'annientamento. No. Intanto... Lorena, Sassonia... C'è una guerra. Chi vince l'Austria? Però questi sono già a livello 10. Questo è livello 10, non vedo l'ora di raggiungerlo anch'io. Allora, chiamiamo indietro questo. Quest'uomo, perché adesso sta per scadere la tregua che abbiamo con i portoghesi. Ok, ce l'abbiamo fatta in qualche modo.
a resistere all'offensiva. Qui ti pareva che gli ottomani non ne approfittassero ancora per scatenare una guerra. Vabbè, qui possiamo. Non traffichiamo più in schiavi. Però perdere sti uomini mi dà sempre fastidio, mio Dio. Com'è il rischio rivolte? Più alti prima? Ma forse non più alti prima, ma è alto. Sono già 905. Forse conviene appunto che dichiari guerra il prima possibile. Come vedete ci dà già subito tutte le indicazioni sui leader e sui reggimenti. Un po' più comodo. Allora, questo diplomatico lo dovremo mandare. Che abbiamo già come rivale il Portogallo. Ok. Giusto, qui ho controllato il nome di questa provincia, si chiama Carniola in italiano. Ok. E anche questa è fatta. Vediamo come ci sistemeremo qua. Probabilmente prenderò queste 3 province quando potrò. Vabbè dai, lasciamo gli indugi. E dichiariamo questa guerra. Forse converrebbe ancora una volta cogliere la loro flotta impreparata. Mio Dio, quanti leader che hanno qui i francesi. Non so se avremo tempo. Vediamo come va alla fine di questo mese. Hanno 60% di possibilità. Tra l'altro non vedo la loro flotta. È qua, un po' lontano. La Colonia ci chiede accesso. Sì, fai fuori l'Austria. Sono velocissimi. Davvero troppo. Allora dichiariamo subito guerra. Prendiamo Porto Rico. Questo è il nostro casus belli. Nessuno ci aiuterà questa volta dei nostri alleati. Qui come va? Questi mi preoccupano. Già. La Castiglia preoccupa sempre. Allora, siamo in guerra. Cerchiamo di sbarcare il prima possibile. Ok. A sto punto anche la flotta commerciale. Forse. Non so bene cosa dovrei fare. Comunque, come immaginavo, tutta sta coalizione si è schierata. Vabbè, prima o poi riusciremo a far pace.
poi c'è anche sta flotta un po' distrutta, Ecco. Ok, abbiamo fatto fuori la prima nave. Non abbiamo sta grande flotta, devo dire, no? Intanto la Groenlandia è minacciata dai pirati. Ok. E appunto prendiamone uno di qua e uno di qua. Tra poco ci servirà pure l'esploratore. Ahie. Però, Ma saremo un po' più conservativi in sta guerra per quanto riguarda la flotta. Penso. Qui siamo a buon punto. Allora, abbiamo due. Questo viene da Lisbona che ha dichiarato guerra. Questo è dove è venuto, non l'ho capito. Potremmo. Ah, non è il nostro rivale, vero? Chi hai di alleati? Castiglia e Savoia. Come al solito. Vabbè. Allora cosa facciamo? Potremmo fabbricare qualche pretesa su... Ma sì, però non è... Dovremmo farlo con i rivali. Facciamo prima Napoli, dai. E impostiamo Napoli come rivale di nuovo. Una delle solite nostre manovre. Calabria, Napoli. Ma facciamo prima Napoli. Ok. Qui c'è una nave inglese. Dov'è che va? Vai qui. Potremmo intercettarti. Più che altro mi chiedo dove sono le flotte nemiche. Quante sono soprattutto? Sono più o meno potenti come la nostra, eh? Ecco, elezioni, lo confermiamo questa volta perché è giovane. Che cosa guadagna? Bene amministrativo, proprio quello che speravo. Ok, questa è nostra. Qui abbiamo un generale che non usiamo. Che situazione qua. Il deperimento del nostro esercito è un po' inquietante. Ecco qui una flotta nemica. Anzi, fammi qua. Questa è una flotta spagnola invece, molto inquietante. In effetti forse... Allora qui direi che è il caso. Dato che non so quanti cavolo di coloni si prendono ogni volta, cioè meglio prenderlo questo mese per essere sicuri di averla anche in futuro. Ok, intanto quindi sta andando tutto bene, Dove vai? Western Mediterranean. Arrivo prima io però. Vediamo se riesco a ingaggiarli. Ok. Senza leader ancora meglio.
qui aspettiamo ancora un po', che così ci pagano loro le, le spese. E poi dobbiamo andare qua, giusto? Anzi, quasi là ci andiamo subito. Allora, dov'è la flotta? Ok, è qui. Prima di tutto vediamo di distruggere. Lo stiamo distruggendo per bene. Uh! Una piaga, un'epidemia. La peste, insomma. Venezia fu colpita. La guerra porta sempre brutti doni. Allora, fu colpita nella sua storia diverse volte dalla peste. Con il più grande disastro che fu nel 1630. Oh, manca ancora un secolo. Beh, fu molto colpita, tanto che morirono 46.000 persone di una popolazione di 140.000. Alcuni storici credono che questa grande, drastica perdita di vite ebbe e i suoi impatti sul commercio risultarono nella caduta di Venezia come grande potenza commerciale e politica. Però, tutto sommato, non, non è così grave. Evacuare la città sarebbe troppo costoso. Mi dispiace, questo è il punimento, è la punizione da Dio. Tanto rimane una città molto ricca. Non ci fermerà la peste. Almeno questa peste è un po' finta perché non ci ha fatto niente di così grave. Allora, no, è vero, ci serve. Abbiamo bisogno di te noi, Aspetta un attimo. Fammi così. Tu, uomo inesistente. Ok, abbiamo preso una nave da commercio. Tutto questo è risultato in questa cattura. E adesso andiamo a distruggere gli spagnoli. Allora, dove mandiamo invece l'altro diplomatico? C'è qualcuno che mi vuole male qua? Che vuole un diplomatico che lo imbrogli per bene? Tu? Vabbè. In effetti tu... Ti potrei mandare un diplomatico. Beh, è sempre comodo. Tanto Ran è occupata dai ribelli. È sempre comodo mandare sia un diplomatico che fa cose cattive contro uno stato, sia un altro che lo racquieta, insomma. Gli fa passare cose strane. Cioè, informazioni strane e poco corrispondenti alla realtà. Allora... Ah, non sei più zero proprio. Anche qui siamo in una situazione un po' sgradevole. Oh, finalmente, Gabu. Vai. Allora, possiamo tornare all'assedio. E tu offri la pace. Com'è che loro sono più veloci ad assediare di noi? Non posso reclutare... Ah sì. Perché no? Non posso. È solo una finta. Qui se non fossi sovraesteso chiederei già le province e i soldi. Ci vuole ancora un po'.
Quindi come faccio? Mm. Sti mercenari. Finché vivono sti... Oh, stanno sbarcando in Inghilterra. Non credo però avranno fortuna. Allora, qui iniziamo a mandare questi di rinforzo. Cioè di rinforzo da assediare. Non c'è nessuno al momento adesso. Qui un super esercito che non può passare. Allora, vediamo come sta andando. Ifni, loro mi stanno bloccando qui. Meglio farli fuori. Allora, tu passa. Sono giustamente scappati. Qui volendo possiamo prendere l'idea religiosa. Però forse ci conviene aspettare un attimo. Qui forse invece conviene stare molto attenti. Prima di tutto bisogna capire dove manderanno adesso i portoghesi le loro colonie. Qui chi c'è? Una flotta nemica. Forse ci conviene mandarla qua. Perché quella flotta portoghese può... Grandissimi! Ma siete dei geni. Fanno fuori i ribelli che erano contro di me. Però, nonostante questo... Ah, siamo rivali adesso? Maledetto. Tu stai fermo. Bravo. Stai fermo. Non sembra intenzionato ad attaccarci. Però noi siamo abbastanza intenzionati ad attaccare lui. Tra l'altro magari è l'esploratore nemico. Quindi farlo fuori non sarebbe male. Sta vincendo. Come ci si poteva aspettare, gli ottomani stanno vincendo. Perché? Una sola nave sta rompendo un pochino i cosiddetti. Anzi, mandiamoci più che altro questi. Ok. Però in questo modo non potremo difendere. Vabbè. Ancora. Irix for... ok. La Crimea ha dovuto cedere. E questi chi sono? No. Non li voglio più vedere. Allora, comunque... la situazione non è molto favorevole. Non so cosa fare qua. Ma siete protestanti? No. Ok.
Ok, devo aver già... Però avete quasi la metà delle province protestanti, eh? Mio Dio, sta flotta sta per essere distrutta. E in Norvegia inizia la riforma protestante. Sono contento, la riforma non protestante, proprio la riforma. Sono contento che sia iniziata in un paese che era già protestante. La Francia, cavoli. Non se la passano tanto bene queste regioni. Bisogna più che altro sorvegliare la situazione adesso. Dove sono? Allora. Collassati, eh? Dov'è San Tommaso? Ah, questa, giusto. La chiameremo San Tommaso, giustamente. Tommaso. Ok, qui tutto bene. Tranne per questi bloccate che tra l'altro ci stanno facendo perdere anche denaro. Allora, speriamo che non siano in grado di colpirci troppo. Ci hanno davvero attaccati. Però adesso arriviamo noi, non l'avevamo considerato. Adesso li distruggiamo. Anche se loro hanno un buon... Vabbè, non credo possano farci molto. Per fortuna ho mandato i soccorso. Chi vincerà qua? Com'è il territorio? Deserto. Bene, bene, bene. Distrutti. L'Austria ci chiede accesso militare per attaccare la Svizzera. Come se la cava la Svizzera? Sta già straperdendo. E io non accetto. Mi dispiace. Non voglio favorirti ulteriormente. Speriamo di... Ok. Ce l'abbiamo fatta finire prima noi l'assedio. Però non mi fido molto. Ecco, una novità anche questa. Possiamo decidere se richiamare o meno i diplomatici. Ma a sto punto questo qui lo prendiamo, dai. Abbiamo più efficienza nella conversione. Potremmo anche davvero convertire qualcuno a sto punto. Però ci serve questo per convertirlo. E lo prendiamo. Tra l'altro io sto spendendo un sacco di mantenimento all'esercito. Ma... Ah no, mi serve, vero? Scherzavo. Mi serve solo contro gli africani l'esercito. Allora. Ma sì, allora facciamo così. Prendiamo l'inquisitore. Non c'è qualche decisione? No. Ok, quella là non posso più prenderla. Chi converto? A chi? A Nasso Morea. Convertiamo magari quelli che sto trattando male, come si suole dire. Tipo l'Albania, no? 28 mesi. Così aumenta un po', ma non troppo il rischio rivolta. C'è qualcun altro che sta trattando male? Vabbè, allora proviamo con...
Forse sarebbe meglio convertire... Da chi partiamo? Forse era meglio prima gli islamici, però ci impiegano di più. Facciamo questo, dai. Annaba, queste tre province non le avevo ancora rinominate, ma dovete sapere che Annaba è niente proprio di meno che l'antica Ippona. Volevo aspettare di mandare il missionario per rinominarli. Biskra, vabbè, possiamo scriverlo in italiano. E invece questa ha anche un nome italiano che è bugia, da cui tra l'altro deriva anche una parola italiana, ma non bugia come menzogna, ma bugia come candelabro. C'è sul dizionario, dice che deriva da questa provincia. Vabbè, ok. Qui avevamo già fatto il trattamento. Prima vorrei convertire questa zona. Ok, vediamo un po' come reaggeremo a tutti sti sforzi. E tu ce la farei a combinare qualcosa? Intanto i Mamelucchi hanno dichiarato guerra agli Ottomani. Hanno lo stesso livello tecnologico. Chissà chi vince. Cioè, di solito in queste guerre vincono sempre gli Ottomani. Però magari una buona volta vince qualcuno. Vincono i Mamelucchi. Bah, speriamo. Parlo pure di lei. Speriamo. Queste sono le loro assurde proposte di pace. Vediamo come va a finire qua. Ok, hanno fallito. Allora, e qui bisogna tenere costantemente d'occhio la colonia, però sembra ci impieghi ancora un po'. Intanto io qua vorrei attaccare tipo però perché l'ho attaccata vinco, vero? Sì, stratanto, anche se faccio schifo come disposizione delle truppe. Intanto questi ok, bene, sono tornati ad Algeri. Quindi così imparate adesso voi. Richiama. Il leader è qua. E dov'è la flotta spagnola? Ui, c'è sfuggita di d'occhio. Forse io ho quest'idea che qua forse convenga mantenere solo una nave tipo una galea, magari la meno distrutta, diciamo, e le altre mandarle indietro. Ma accidenti, io ho detto di andare qua. Ok. Non ho navi da trasporto, però. Vabbè. Voi andate qua a prendermi un po' di esercito, perché qui vinciamo, abbiamo vinto, ma siamo distrutti. Quant'è che ci manca qui? 11.000 uomini dovremmo recuperare. Siamo a meno 11.000 come manodopera. Farebbero anche pace loro. A ottime condizioni. Però proviamo a continuare, dai. No, ho cambiato idea qui però. 400 uomini, lasciamene quel tanto che basta. E voi salite sulle navi. Casanova è tornato. Mio Dio. Inghilterra? Ci vogliamo bene ma ci facciamo guerra? Ma mandiamolo da qualche parte.
Come rivale? E perché? No! Questi faranno di tutto per distruggere l'alleanza adesso. Oh mio Dio. Infumo l'alleanza con la Francia. Infumo. Questa è una bruttissima notizia. Ah, bravi. Assediate Palermo. Ah. E com'è possibile? Siamo sempre stati buoni amici. Vedi che sono un po' in difficoltà e ne approfitti. Abbiamo pure gli stessi nemici. Avremmo 200 o più di relazioni se non fossimo rivali, se non avesse deciso di essere rivale. Oh mamma. Novità della pace. La Francia è più propensa a esserci rivale. D'ora in poi le cose saranno un po' più difficili. Vabbè, magari ricambierà questa no, sbagliato, dov'è che è? Ah, non è ancora arrivata la flotta. Ricambierà magari l'attitudine con noi. Pareva che il Kosovo non si dovesse ribellare. Eccoli lì i portoghesi. Prima o poi. Agente scoperto. Poi dai, tra un anno finisce la sovraestensione e questo è già buono. Così finiamo almeno la guerra contro gli africani. Dai. Io questi spero sempre ci pensino. I miei nemici a farli fuori. Dai mamelucchi, fate fuori gli ottomani. Chi vince? Vincono loro, però del 2%. Solo il 2%. Quindi forse ci conviene lasciare indietro qualche unità. Ancora. Sono proprio feroci quei nativi. No, non posso lasciarne indietro altre. Sono presi un'altra provincia. Però l'Austria adesso potrebbe anche diventare mia amica, considerando che la Francia è mia nemica. Nemica, per ora siamo alleati. Siamo distrutti dalle rivolte. Questa cosa non mi piace. Ecco,
siamo pure sbilanciati. Abbiamo perso altri 1000 uomini. Bene. Com'è la storia qua? C'è stata una battaglia navale persa. Guarda chi si vede, vecchie conoscenze. Allora, dov'è la Bardolino? È già qui? No, non si sa. Dove sei, Bardolino? Ok, ci pensiamo noi adesso gli spagnoli. Ma non scherzano questi spagnoli. Mio Dio, tutti i diplomatici lo stesso giorno sono tornati. Allora, il fatto che qui un po' problematica la situazione lo è. Lasciamo qualcuno. Voi tornatemi indietro. Riusciremo a far fuori gli spagnoli. Hanno sì. Ma forse ci conviene prima riunire le flotte. E se vogliamo attaccarli servono anche... Cioè, però un momento, mandiamo almeno le COG con i mercenari. Allora, dove mandiamo adesso i diplomatici? Uno in Austria. Austria. Adesso la situazione è fortemente cambiata. Stato e la Chiesa. Un'alleanza? No, influenza, dov'è alleanza? Siamo in guerra e perciò no. Però gli andrebbe bene. Allora la faremo. Sta alleanza. E questo è il secondo. Proviamo a migliorare le relazioni con Mosca, che ci odia, non si sa perché. Rivale addirittura, ok, che sarò potente, però siamo lontani, abbiamo solo questa provincia nelle vicinanze. Mi odiano tutti! No, questa patch non mi piace! Tutti mi odiano, va bene. Allora, qui come sta andando la situazione? Non procede in maniera determinante. Ok, qui invece va meglio. Invece i ribelli adesso li attaccano. Guarda lì, che geni. Peccato sono arrivati un po' in ritardo. Voi adesso ammazzatevi. Poi arrivo io, vi ammazzo voi che vi siete già ammazzati. Sono proprio già morti un po'. Pure Capoverde. Non c'è più tregua. Chi perde qua? Ok. Ma poi ci sono anche questi. Giusto. Come se non bastasse. Eccoli. Ok. Non riusciamo a procedere in maniera adeguata. No. Proprio non riusciamo a procedere.
In nessuna maniera. Qui ci sono altre navi. Dov'è la nostra flotta che ho mandato indietro? Che situazione. Siena, tra l'altro, è molto importante. Allora, mandiamoli subito a Siena, sti qua. Allora. Forza. Allora. Ma chi può aiutarmi adesso? Non c'è nessun alleato buono più. Questi tedeschi magari. Boh. Per fortuna ogni tanto queste ribellioni sono anche positive. Ma proviamo a ingraziarci i mamelucchi. Ormai non sappiamo più dove parare. Questi... oh, beh, qualche soldo. Ci fa bene qualche soldo. Allora, qui come va? Quando arriviamo a buon punto. Li incorporiamo. Ecco perché mi sono dimenticato di questi. Non era il caso. Ok. Ben presto potremo far pace, forse. Sti nazionalisti senesi, però, hanno un po' seccato. Ah! Aiuto! Perché tutte ste rivolte? Ah, giusto perché siamo sovrastesi. Non mi piace. Dopo questa guerra seguirà una lunga pace. Davvero. Ti prego, fammeli fuori. Ce la possiamo fare. Ah, pure l'Ungheria è protestante. Mai sentita una cosa del genere? Mio Dio. Ecco. Quel poco in manodopera rimasta. Vabbè, dai. Ce la siamo cavati in qualche modo. Perdendo tipo 6.000 uomini. Ok. Se così doveva essere. Non godiamo di molta stima. Casus belli. Ah, fatemi però questo piacere. Compattate le unità perché non ho più davvero possibilità di mantenerle. Beh, questo è andato un po' meglio. 1.000 uomini persi anche qui. Ok. E appunto ricompattiamo.
Questi cosa ce ne facciamo? Non si sa. Io penso che prossimamente però... Qui siamo messi abbastanza bene. Penso che prossimamente riusciremo a trattare con quei simpatici. Allora, qui dobbiamo ancora bruciare la colonia. Beh, lo facciamo alla fine. È finito il trattamento Ipona. Ipona lo rinnoviamo. Ifni. Mi sa che ci toccherà anche Ifni. Chiamiamo il cardinale. Qui si sono ripresi il cardinale, ma non c'è problema. Ok, mandiamoci pure questo esercito. Cavoli, avrei dovuto già aver finito con sta sovraestensione, invece dura sempre di più. Vediamo come va in Serbia. Siamo esposti coi cannoni. Ok, però li abbiamo presi a cannonate tutto sommato. Allora, vediamo un po'. 10% ce l'abbiamo. Però non ci pensa nemmeno a far pace. Tanto meno a darci le Bermuda. Beh, ma prima o poi ce le cederanno. Dai, no. Vediamo come va. No, qui riusciamo a mantenere un buon vantaggio. Potremmo anche provare a prenderci questo. Allora, qui potremmo in effetti chiamare un po'... Con la pace si può cambiare anche il nome, sì! Abruzzo è più adeguato, direi. Abruzzo. Qui. Puglia. Salento, Lucania, va bene. Quindi possiamo anche mettere il nome giusto a Gorizia. Ah, sì. Qui non saprei proprio. Udine va bene, Trento, Tirolo, Innsbruck. Sì, va bene Innsbruck. E insomma, qui va bene. C'è qualcosa da dire? Zadar e Zara. Giustamente, Ragusa, Ragusa. Durazzo si chiama questo. Gianina. Vabbè. Credo si scriva con la G in italiano. Controllerò. Questo. Nauplio. Nafplio. Vabbè, lasciamolo in greco. Questo. Tessaloniki.
Bene, ci siamo ripresi questa. Magari adesso accettano. Non ancora. Devo... Mio Dio, in che condizione versiamo? Dovete farcela da soli. I miei rinforzi sono un po' in difficoltà. Ma è stata intercettata quella mia flotta? No. Eccola dov'è. Allora, voi andatemi qua e voi di qua. I missionari a Capoverde, vabbè, Capoverde possiamo anche... no. Ridurre questa potrebbe essere... perché ci costa di meno? Abbiamo qualcosa che non costa 75, perché costa di meno? Boh. Non dovremmo avere modificatori. Ah sì, perché commerciamo in zucchero. Questo forse ci conviene farlo. Un po' di rivolti in meno. Questo non ci interessa il prestigio. Mio Dio, questi pure i bizantini. Ah, ok. Ok, ok. Vi prego, fateli fuori. Ah, questi sono già... ah sì, è vero, erano già Russia. E hanno dichiarato chi vincerà. Secondo me la Finlandia ha grandi possibilità. Non scherzano però i francesi. Vediamo. Dai. Ok. La situazione non è delle migliori. Allora, io come faccio adesso a ripropiziarmi la Francia? Che cavoli si fa in questi casi? Boh. Si può... però chissà quanto mi chiedono per mandargli un dono. Per migliorare di 4 le relazioni devo spendere 150. Questi si stanno facendo distruggere dai... sono già cattolici, cosa ci fate? Cosa ci fanno i partigiani cattolici? Vabbè, tutte le domande più improbabili. Allora, vediamo qui com'è la situazione. Procede. Dai, qui siamo ormai fra un mese, ce la facciamo. Siamo in buono stato. Stanno finendo tutti sti trattamenti aspri. Però forse è meglio reinstaurarli. Perché la situazione è un po' dura. Un po' dura davvero. Allora, chi sono i miei nemici adesso? Tutte le più grandi potenze sono mie nemiche. Tranne ah no, la Spagna c'è. C'è qualcuno che per caso non lo è mio nemico, dai. L'Inghilterra. Che voltafaccia clamoroso sarebbe. Dalla Francia all'Inghilterra. Ma più che altro sono loro però che hanno fatto questa voltafaccia clamoroso. Ah, siamo in guerra, ecco perché non posso. Ok, c'è qualche stato tedesco leggermente forte? No, solo l'Austria. Però magari... cioè, ho già migliorato le relazioni con costoro. Quante mai ho liberato sti?
sti stati. Ho favorito la Francia. Sarebbe il momento migliore per attaccare la Svizzera. Peccato che per me non è il momento migliore proprio per far niente. Eccole. Ho fatto un po' una cavolata perché non mi sono accorto. Allora, anche la sfortuna gioca a mio sfavore. Ok, adesso siamo. La situazione può ribaltarsi. Oh! Respiro sollievo. Mi sento meglio. Ho perso una nave. Non ho capito che nave. Però ci stiamo distruggendo come mostri. Vabbè, non è un male, perdere qualche nave. Tanto adesso siamo... Sono navi superate tecnologicamente. Mio Dio. Proprio affondamenti. Però abbiamo perso 3 navi pesanti, il che non mi piace. Ok. Non ho forse scelto la strategia migliore. Dovrò fare un po' di navi nella pace, che sicuramente seguirà questa lunga guerra. Sicuramente adesso mi aggrediranno tutti, però. Ma miglioriamole con la Danimarca, non so più cosa fare qua. Relations. Dai. Qui come va? Solito. Potremmo in effetti il prossimo mese prenderci questo. E lo facciamo, dai. Ah, bene. Non posso andare qua, vero? Siamo un po' bloccati. Allora, qui siamo a 51 e quindi io mi prendo anche questo cardinale. Allora, invece qua questi intollerabili nostri nemici. Ok, la loro flotta è distrutta. Si vede che coincideva. Allora, stacchiamo quelle danneggiate e andiamo a distruggere un po' sti inglesi. Ma voi scozzesi siete dei geni. Perché non aiutate i francesi? Ma davvero? Bisogna... Comunque la guerra, le guerre stanno martoriando l'Europa da un po' di tempo. Noi intanto questo lo mandiamo a fabbricare pretese sulla Calabria. Ah, ho un colono però, aspetta. Dove lo mando il colono? Mio buon colono. Questa qui quasi quasi conviene integrarla pure questa. E non bruciarla, insomma. Io quasi quasi colonizzo qua. Questo cos'è? Ah, ok, si può andare qua. Questi sono un po' feroci. Questi non lo sono per niente. Ma sì, mandiamoli qua. Facciamo qualche follia. Questa? Ok, ormai è quasi finito anche questa. Qui c'erano anche i mercenari da mandare eventualmente in soccorso prima o poi. Vabbè, non serviranno, dai, non serviranno. Invece quando ci saranno le ribellioni serviranno. Ui! Contadini inglesi? Ok. Questi non hanno speranza di salvezza. Maledetti contadini inglesi.
Dobbiamo fare un passo indietro. Ci serve qualche cog. Non potremo farlo subito. Va bene. Dai. Ste cog ci servono. Dov'è? Non c'è qualcuno. Allora, come andiamo? Qui meno 10.000. Ok. Mio Dio! Ok, la Svizzera è sempre meno esistente. Ragazzi miei. Chissà cosa scombineranno, va bene. E richiamiamo questo. Che situazione. È un po' d'ansia sto episodio. Troppi rivali, troppi nemici. Tra l'altro non è che abbia tutta sta voglia di far pace, perché se davvero la Francia mi odia, non voglio vedere quello che succederà. Vabbè. Allora, voi andate. Ce la farete? Dai, bloccatemi un po'. Va a finire che finite prima voi l'assedio. Allora, qui è meglio far pace. Qui è meglio, molto meglio far pace. Dato che tra l'altro sono d'accordo sui termini. Allora, 32% mi becco di sovraestensione. Insomma, neanche questa è una buona notizia. Allora, però non mi serve. Va, proviamo a distruggerli, dai. Però questo non era male. Voi fareste pace? Sì, la farebbero. Ma che bravi. Allora voi tornate indietro. Sempre situazioni del cavolo. Allora, io direi a sto punto facciamo pace un po' con tutti. Com'è la storia qua? Vabbè, ci servirà un bel po', però non ci importa. Piuttosto non vogliamo la guerra. Non ci interessa poi così tanto la Francia, anche se cioè non possiamo farci più di tanto. Ok. Va bene, dai, prendiamocela. Allora, questi chi è? Indie occidentali. Oh oh oh. Ecco, qui c'è il problema. Dove sono i nostri generali? Uno è qua. L'altro. No, questo non è un generale. Questo è qua che non. Cosa ci faceva qua? L'ho assegnato per sbaglio. Allora, qui abbiamo anche questo.
Ma sì, ma dai, facciamo pace e basta. Prendiamoci anche sta colonia. Allora, andiamocene qua. Non ci interessa del bilancio. E però ho fatto una cavolata perché... Vabbè. Manderanno un'altra colonia come minimo da qualche parte nel frattempo. Le vostre inutili colonie. Allora, a sto punto, prima andiamocene qua, dai. Poi facciamo pace. Qui il fatto è che non si distinguono più i colori, sono tutti uguali sti colori. Comunque queste sono tutte nostre adesso, quindi qui non ci può più causare nessuno danni. Ok, qui abbiamo fatto fuori i malefici. Possiamo fare pace a questo punto, no? Il problema è un po' la sovraestensione. Potremmo aspettare. Dovremmo far prima pace con gli altri. Voglio bruciare la colonia e poi faccio pace. Allora, tanto loro accettano. Forse, vedete, forzare la religione è impossibile. Praticamente. Cioè, senza praticamente, proprio impossibile. Posso anche chiedergli di liberare la Sicilia. Ma quanto ci si impiega per avere il bonus del 15%? Io mi chiedo. Pure la Russia, ok. Ci offre la pace. Una pace assurda come al solito. Questi austriaci. Siamo amici storici? Davvero? Io mi ricordavo invece di quando voi ci avete annessi. Vabbè, tra un mese facciamo pace. Religious disorder. Sono indeciso, cancello, no? Quasi quasi. Army reformer. È arrivato un altro army reformer. Quindi non abbiamo tanti problemi. Ok, ci prendiamo quello nuovo e basta. Ugo Fossombroni. Tutti i protestanti, non mi piace questo. Non mi piace. A sto punto però voglio scoprire questa. Allora, come andiamo a costi? Male. Voi dove andate? Allora, questa la bruciamo proprio di colonia e facciamo la pace. Finalmente pace, dai. Ciao. Portoghesi. Ok. Non ci sono altre colonie, vero, in giro? Al momento non se ne vedono. Ok, avevo paura che li avessero occupati i portoghesi, il colore poteva far confondere.
Allora, a sto punto pace. Chiediamo le Bermuda e basta, i soldi. Non gli annullo il trattato, gli annullo questo, tanto per... Messina, Palermo. Dai a Napoli, no, ma non accetterebbero mai, tra l'altro, tutte queste cose. Ok, dai. Va bene. 8% di sovraestensione non è grave. Ok. Dov'è l'altro generale di cui parlavamo? È qua. Ok. Tu stai zitto. Ok, Bahamas. Ottimo. Perché non potevamo, certo, avere così tante colonie. Dove sono le Bahamas? Qua. Ok. Adesso il colono io quasi quasi lo mando qua. Speriamo che poi loro gestiscano bene questa colonia, cambino cultura e religione. Ok. Un po' meno ok. Soprattutto dato che l'esercito è completamente sbilanciato. E che la Carniola... Ah, non c'è pace. Allora... E qui come facciamo a migliorare le relazioni con la Francia, me lo dite? Questa provincia dovremmo sistemarla. Vediamo se per caso siamo arrivati a quel 15%, ti prego. No, mi sa che mi toccherà passare senza... Eresia. La Puglia diventa protestante. Ma pensate. Ecco. Anche questa. Un cardinale non più leale. Ok. Però adesso siamo un po' preoccupati. No, beh, neanche troppo, dai. Forza. Dobbiamo reclutare altri uomini, questo è chiaro. Ma come? Perché l'Austria in una coalizione contro noi? Cosa gli abbiamo fatto adesso? Vabbè. Siamo messi proprio male. Allora, non riusciamo nemmeno a... Siamo indietro davvero adesso, anche nel militare. Mio Dio. Ok, l'Albania è convertita. E questo è buono. Chi convertiamo a sto punto? Un po' dura la situazione. La Puglia. Ah, si può subito convertire. Una volta non si poteva per 20 anni, tipo. Sì, convertiamo la Puglia. Allora, ci chiedono... Ah, bravi, di mandare un rimpiazzo. Un diplomatico mandiamo. Dai.
Ok, questo l'avevamo immaginato che sarebbe finita così. Qui chi vince? Vinciamo noi, bravi. Pura bischra. Oh, finalmente unità decenti. Tra l'altro hanno un generale, loro qui niente male. E io qui sto perdendo, stavo vincendo, adesso sto perdendo. Meglio mandare fuori la flotta. Nel caso... cosa ho fatto? No! Senza generale. Ok, vabbè, sono mercenari, non ci interessa più di tanto, fanno anche schifo. Va bene. Sono ribelli spregevoli. Mhm. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sì. Ok, ok, ok. Allora, dov'è il nostro uomo di mare? Ecco. Tu cosa ci fai qui? Tornami indietro. Qui urge un attacco, l'Anzichenecchi, va bene. Allora, facciamo anche un po' di navi per il commercio. Ecco una cosa. Com'è l'inflazione? Riduciamola. Allora, vediamo un po' di capire un po' meglio la situazione. No? Bark. Può andare. Ma facciamone ancora due, dai. Ci vuole un po'. Allora, prima che la Carniola non sia integrata, io non posso neanche far pace con l'Austria. Ancora. Qui questo possiamo anche richiamare. Questi li dobbiamo integrare. Qui distruggiamo i pirati. Mi tocca di fare. Mi tocca di fare un bel po' di roba. Voi distruggete sti Anzichenecchi, andate. Però mi sa che mi converrà far pace comunque e accettare. Morto pure il leader. Ok. Situazione del cavolo. Ma stiamocene un po' tranquilli, va. Se io... il fatto... Il problema è che non posso... Non so, è meglio stare in guerra che avere troppa sovraestensione. Facciamo così. Mandiamo solo i mercenari, dai, pensateci voi. Ok, Carniola, fuori combattimento. Voi andate... Dove andate? Ragusa. Come ce la caviamo a Venezia? Può andar meglio. Speriamo che le navi siano utili. Dobbiamo arrivare il prima possibile. No, bravi. Eh. Anzi, cosa facciamo? Russia, dov'è la Russia? Noi chi stiamo... Chi stavamo convertendo? Non la Russia, no? Allora... Montenegrini.
Non sì, ce l'abbiamo il prestigio. Però perderne 25 cosa? Ci dà il prestigio parecchie cose buone, no? Dai, ce la possiamo fare a farli fuori. Ci mancherebbe che non possiamo. Ci mandiamo ancora i mercenari, guarda. Sono a Z. Io come faccio a convincere tutti che gli voglio bene, che siamo amici? Ma questi come se la cavano? Mica... Bene? Ah sì? Che cos'è che abbiamo fatto intanto? Abbiamo fabbricato le pretese. Mamma mia. Adesso è 16. Dai, un po' migliorato lo è. Vabbè. Ragusa. Va bene, voi. Maledetti siate voi. Però il rischio rivolte è basso. Però, appunto, questo comporta anche l'inconvertibilità della provincia. Portogallo ha pagato. L'esploratore è morto. Non siamo nelle condizioni migliori. No. Proprio no. Ok. Accidentaccio loro. Ok, l'abbiamo fatti fuori sia qua sia là. Ok. Questi li mandiamo qua. In Canada. Oh no! Maledetti inglesi. C'è sempre da aspettarvi qualche male provenire da voi. Ecco, finalmente arriva il nostro colono. E i portoghesi dove sono qua? Se non altro lì. Ma probabilmente ne avranno anche un'altra. Io non ne posso più di questi inglesi. Ok, voi andate qua a sistemare la rascia. Beh, Lansley. Siamo leghe commerciali, ci capiremo. No! Ah, insomma, quel cardinale che per un pelo non riuscivamo ad avere noi. Però siamo ancora controllori della curia e il nuovo cardinale è nostro. Mio Dio. Ma ti pareva che... Ma quanto siamo sfortunati?
Oh mio Dio. Stabilità. No. 10 tradizioni repubblicane. Però almeno abbiamo dei buoni guadagni. Vediamo cosa dicono. Complotti stranieri. Voci selvagge stanno circolando circa la nostra nobiltà che sta complottando con potenze straniere. Cioè, ci mancava pure questo, insomma. L'isteria cresce e l'umore è pieno di paura. Il popolo chiede che noi colpiamo i traditori, ma le menti più sagge dicono che dobbiamo lasciare che la giustizia repubblicana faccia il suo corso. Cosa facciamo a questi nobili? Li uccidiamo tutti? Dobbiamo catturare loro e le loro ricchezze. Mi sa che dobbiamo proprio far così. Però questa è la cosa più importante, qualcuno diceva. Soprattutto in un momento di grandi... No, scherzo. Ok, abbiamo perso 10 brutto evento negativo, però almeno qualche soldo l'abbiamo rimediato. Ma sì, costruiamo 2 edifici. Allora, mandiamo questo in Inghilterra, che non ci vuole più bene neanche l'Inghilterra. Magari siamo pure rivali, no? Ormai siamo abituati a queste situazioni. Perché ci costa tutto così tanto? Il nostro bilancio, vabbè, un po' per le colonie. Army maintenance. Abbiamo ben... Quante colonie abbiamo? Questa? Vabbè, però stanno per finire. Ok. San Bartolomeo. Quanto manca alla carniola? Un po' troppo. Guarda, facciamo pace, non ne posso più. Anche, però il fatto che quando farò pace, la Francia mi toglierà l'alleanza come cosa sicura. In carniola aumenterà il rischio di rivolta. Quali sono i benefici allora di... Cioè, ci sono dei benefici se faccio pace? La devo fare per forza. Ma vogliamo dire che in 5 anni non siamo riusciti a integrare la carniola? Ma che cavolo. Quando è che l'abbiamo annessa la carniola? Qui non ci dà le date, vero? Quanto hanno governato in media questi? Questo 40 anni, penso. Quindi siamo riusciti a farlo governare a lungo. Questo 30. Speriamo... Questo non l'abbiamo rieletto. E questo speriamo duri quanto gli altri. Allora. Comunque già qui ci dice che c'è bisogno di pace, che la guerra è durata troppo e noi non potremo far molto. L'avevamo percepito anche noi questo senso di troppa durata della guerra. Come si fanno a selezionare più unità insieme? Dovrei controllare, vabbè. Ok, ci sono anche queste navi. E io ho costruito le barche. Ma sono un genio, potevo... Sono un genio davvero. Vabbè, potevo fare le navi più nuove e invece... Beh, proteggiamo commercio a Venezia, dai. Andiamo a fare qualcosa di utile.
Allora, dov'è un diplomatico? Che gli facciamo far pace? Alla fine del mese andiamo anche un po' più veloci. Le Canarie ormai mica tanto. Però, per risanare il bilancio, sapete cosa facciamo? Indie occidentali, pagateci di più. Come vedete si possono alzare e da questa pace anche abbassare le tariffe che ci vengono da loro. Naturalmente è meglio non alzarle troppo in modo da non doverle abbassare poi. Poi ci danno più soldi in questo modo, come vedete, però il rischio di, di rivolte, insomma, che dichiarino indipendenza aumenta. Però vogliamo un po' di soldi, ragazzi. Ok, possiamo fermarci qua. Ci avete un po' sistemato il bilancio? Allora, noi ce ne torniamo qua. Non c'è rischio di rivolta qua. Facciamo pace. 32%. 88 andiamo, 88 come prima. Però poi ce la caveremo, dai, abbiamo quasi finito, Colonial. Bene, un'assemblea coloniale. La nostra colonia indie occidentali ha deciso di formare la loro assemblea propria al fine di prendere controllo della legislazione di tasse e dei budget. Dicono che queste materie possono essere, insomma, maneggiate meglio localmente, però sembra sospettosamente che possa essere il primo passo verso la loro indipendenza. Vabbè, però in questo modo al momento perdono desiderio di liberarsi perché si trovano soddisfatti, quindi ok, abbiamo chiesto queste cose, le abbiamo ricevute. Mio Dio. Dobbiamo aspettare un mesetto per cui... Vabbè dai. Come... come va la solita storia qua? Io direi... cerchiamo di ridurre un po' i costi. Per fortuna li ho subito integrati, se no perdevo. Allora, però qui dobbiamo riprenderci la situazione, perché... Ok, adesso però la Svezia mi metterà in crisi. Intanto la Russia si appresta a diventare una superpotenza. Come ci potevamo immaginare? Dai, siamo in pace. Siamo in pace. Abbiamo un bel po' di costa africana. Perché non dichiarate guerra voi agli inglesi, ragazzi? Non vi piace l'idea? Perché a me piace molto. Ah, bene, sono diventati... Col tempo si sono convertiti alla nostra già di loro, senza bisogno di fare altro. Si sono già convertiti alla nostra cultura e religione. Questi non credo. Vediamo. No, infatti portoghese.
Ok, abbiamo fatto una conversione. Chi si è convertito? Ippona. Ottimo. Proviamo questa. Quanto ci impiega? Un po' troppo. Vabbè, però lo facciamo. 5 anni per convertire. Ah, giusto, un'altra spesa a cui andiamo. Vabbè, ma non costa quasi niente. We have one missionary? No, ne abbiamo due a dire la verità, eh. Vabbè. Qualcosa la combinano. C'era anche un'altra nave un po' sola. Ragusa, ok. Però il commercio vacilla. Ecco, qui mi sto continuamente facendo danneggiare una colonia che mi ero dimenticato, cavoli, che la danneggiavano. Ah. Le Bermuda, chissà, dovremmo. Vabbè. E ti pareva che i pugliesi non insorgessero? Mandiamo questi indietro. Cerchiamo di prepararci. Ok, non siamo più rivali dell'Ungheria. Però. Come me la Francia non disdice ancora la no. Perché è ancora in guerra lei. Però immagino che quando ci uscirà. I mamelucchi stanno vincendo. Hm. Brescia. Dopo la pubblicazione degli istituti della Chiesa cristiana, che introducevano i principi centrali e le idee della teologia, della riformazione teologica, il comportamento sociale, politico e filosofico dell'Europa ha iniziato ad alterarsi. Le dottrine dell'elezione e predestinazione hanno avuto una forte influenza sulla popolazione di Brescia. In pratica la mia provincia sarebbe diventata. Ma vi pare possibile che Brescia diventi protestante? Sì, forse sì. Ok. Hanno abbandonato le antiche credenze in favore di quelle. Di quelle. Ok, portate avanti dagli studiosi riformati. Ok, ci mancava pure Brescia protestante, vero? Riformata. Qui cosa stavamo facendo? A un edificio. Allora, l'ultimo generale che ci è rimasto. Oh, bene, le Canarie. Siamo ancora sovresti. Ecco, qui ci stanno dimenticando di Gabu. Gabu Gabu. Però, allora, voglio avere più che altro mercenari a combattere questa battaglia. Ok, lo teniamo. Fu così che la tradizione repubblicana
Ando ai minimi storici dell'eternità. Oh, meno 15%. Vediamo la caravella era un po' meglio della vediamo che differenza c'è. Della... Come si chiamano queste? I brigantini a palo lì, le bark. Caravelle. Ah, sono già diventati caravelle? Ah no, solo quella è una caravella. Questi sono brigantini a palo. Sì. E ci dice trade power ne danno poca di meno. Un po' di meno. Neanche pochissimo, vorrei dire. Cannoni 10, 8, 10. 10, 8, 10 come caratteristica, mentre queste hanno 13, 10, 10. Vabbè. Quindi la mia sbadatezza mi ha fatto perdere qualcosina, però niente, è così grave, dai. Zeloti ortodossi. Sono pure partigiani della Russia, sti qua. Oh, bene, così mi sento un po' più al sicuro. Wow. E un altro veneziano, dai che un po' di fortuna l'abbiamo anche noi, contrariamente a quello a cui ci eravamo ormai abituati. Bene, bene. Tra poco dovrebbero arrivare. Ah no, devono fare ancora tutto il mare. Qui siamo a meno 7000. Vabbè, aumentiamo un po' la velocità. Cerchiamo di riportare la situazione alla normalità, per amor del cielo. Ecco. Quando è che arrivano? Dai che arrivano. Richiamiamoli. E appunto mandiamoli all'ANS, dai. Dall'ANS. E poi in Inghilterra. Non li avevamo già mandati in Inghilterra? Sì, li abbiamo già mandati. L'Austria ci odia. Mandiamoli in Austria. Dai. Ok. Siamo più pronti che mai. 31.000 uomini. Ok. Kandar è collassato, è andato in bancarotta. Insomma, non se la caverà molto bene. Ecco, mi sono pure dimenticato di questa. Vabbè, però li distruggiamo, li distruggiamo. E per fortuna abbiamo perso quasi solo mercenari. Ancora. Quanto ci impiego a ricordarmelo? Devo proprio perdere la colonia, si vede. Ok, qui. Però dai, questa sta per finire. Rush, anche qui. Ce la siamo cavata. Allora. Gli ottomani vogliono le nostre province. Ok, abbiamo convertito i pugliesi. Intanto, perché non l'ho letto? Sono un genio. Ci possiamo prendere la controriforma. Già. Il che mi sa che ci tocca farlo.
Guadagneremmo 2 missionari e 2 di... Però cavoli. Secondo me ci conviene conquistare la Giudea invece. La Giudea. Guadagniamo un missionario così. Perché la Controriforma è buona da quel punto di vista. Però ci dà più costo tecnologico e delle idee. E io mi ricordo, l'ho studiata in storia la Controriforma, non è che mi piacesse moltissimo. Ok, quindi per ora non la prendo, dai, ce la possiamo fare anche senza. Pure la Morea. Allora, intanto decidiamo chi convertire a sto punto. Qui l'Epiro, dai, convertiamo st'Epiro, che è islamico. Un po' improbabile sta cosa. Ok. Cavoli, sti zeloti ortodossi non scherzo. Olteni. Vabbè, non ci interessa così tanto. Cardinale. Ma facciamo un po' così. Eh, questo è molto buono. Ok, la colonia non sarà più danneggiata, però se non lo fosse stato neanche prima avrei preferito. Ok, qui abbiamo fatto fuori vabbè, produciamo grano in quella stupida provincia. Qui com'è il rischio rivolta? Un po' c'è. Ok. Han perso ad anni i mamelucchi. Vediamo un po' da dove mandare sti due. S. Amire un po'. Allora, ecco. Perché non siate ostili? L'unico modo per non essere ostili è proprio... Voglio fare un'alleanza con sto stato della Chiesa. Perché voglio revocare quella malefica decisione. Dov'è che è? Ecco. Vabbè che non posso farla comunque. Il problema è che... Che cos'è che comporta quello lì? Meno prestigio, meno... Ah, ecco cosa devo fare. Anziché mandare in giro per il mondo i miei stupidi diplomatici, perché non annetto i tunisini? Ancora Siena. Io... Ah, è vero che non ha la religione di Stato, sì. Vabbè. Le cose più assurde mi tocca vedere. Dai, la carniola prima o poi.
Per ora non ci hanno ancora detto niente, l'imperatore dov'è? Forse perché è un po' incasinato per conto suo e altre faccende a cui pensare. Questo imperatore, povero imperatore. Io quasi quasi entravo pure volentieri nell'impero. Penso si possa fare se si è in buoni rapporti con l'imperatore. Perché in effetti l'impero c'è un meno 10% di costo alla tecnologia a essere nell'impero. Una cosa pazzesca. Allora, voi 200, bene, bene, bene. Vediamo se possiamo. No, cover, no. Dynastic, solo. E un momento. Era qui una volta. Bello. Ah, e adesso l'ha spostato con l'Apache. Mi stavo preoccupando fortemente. Ecco, adesso tu farai una cosa utile finalmente nella tua vita. Allora, perché ne è rimasto uno? Vabbè, allora a sto punto lo mandiamo qua. Però voi no, voi andate a Venezia. Dov'è Venezia? Qui tutte. Oh, ok. Qui ci potremmo mandare questo colono che magari combina qualcosa di buono. Proviamo a migliorare le relazioni, non credo che ci riusciremo, perché scomparirà lo Stato prima che avrò migliorato le relazioni. Se lo annetteranno davvero tutto. Ok. Master of Me. Questo è buono. C'era anche un provvedimento che aumentava la tolleranza religiosa. Indulgenze, esatto. E questo è buono. Però serve la tecnologia. Fra un mese possiamo farlo poi. Ma cavoli. Richiama. Dai, facciamo questa. Siamo più evoluti. Bene. Qualche notizia positiva ogni tanto c'è. Quando riduciamo la sovraestensione direi che chiudiamo l'episodio. Qui dovremmo rinnovare un po' le navi. Giusto? Io direi, prima cosa facciamo le caravelle. Giusto che è più veloce questo. Ok. Groenlandia, ok, abbiamo scoperto la Groenlandia. Qui dovremmo mandare, appena finiamo qua, la cosa. L'altro colono. Qui ci conviene. Ma stiamoci tranquilli per un po', Qui quanto manca? 4.000 uomini, siamo sotto i 4.000.
questi, sostanzialmente. Mi ero dimenticato della Morea. Evidentemente. Cosa facciamo? Allora, solita situazione. Prima o poi ce la faremo, dai. Io vedo un po' problematica la stabilità, perché la tradizione repubblicana è scesa di nuovo. Oh, bene. No. Ah, un nostro cardinale ha sostituito un altro nostro cardinale. Vabbè. Poteva anche andare peggio. Gli schiavi non vogliono fare gli schiavi. Vabbè, questo ci può stare. Questo lo rimandiamo qua, non so perché. Oh mio Dio! Ah! Vabbè, ci becchiamo pure l'inflazione. Come se non fosse già troppo costoso. Ma potremmo anche provare a far pagare un po' di più a Casanova. Ma voi che cavolo fate? Non continuate a colonizzare un po'? Trade Colonial Ideas, una l'avete presa. Però non siete intenzionati. Questa l'avevo già colonizzata io, vero? Sono 5? Sì. E qui come va? Secondo me c'è qualcosa che ci sfugge. Ho questo presentimento. Qui chi c'è? Insomma, secondo me i portoghesi... Ma, magari no. Però mi sembra strano che non abbiano più 2 colonie, ma solo una. Quindi dovremo andare a scoprire se per caso hanno preso anche l'altra. Un'altra, insomma. Invece gli inglesi sono un po' più in difficoltà rispetto a loro. Dove sono i nostri? Ci stiamo prendendo un po' con calma questi ribelli. Ah, giù, dai un annetto ancora e risolviamo tutti i nostri problemi. La Persia ha dichiarato indipendenza. Intanto qui, ma non andrete mica alla Russia davvero voi? Chi ci crede? Voi siete moldavi, metà rumeni e vi... No, perché la Russia? Vi prego, no! Io la odio già la Russia. Ho un casus belli contro gli Aztechi. Colonial Conquest. Penso che ci farò un pensierino. Ok. All'attacco, ragazzi. Ok.
che imperatore. Non credo verrà eletto ancora. Chi viene eletto? Savoia, Savoia, Boemia. Bene, speriamo in loro. Ok, qui abbiamo un'altra flotta di 9 navi. Che mandiamo? Vediamo a Ragusa. Com'è la situazione? Allora, qui come controlliamo il commercio? Mica troppo. Allora, facciamo così. Dov'è la 20ª? Allora, mandiamo 2. Non so che cavoli sto combinando. Questi vanno a Venezia. Questa volta vogliono che lo tenga. Però ci costa 10. Ma non riesco a capire. Sono loro che perdono 10 o noi? Casanova perde. No, io credo. In effetti, perché allora, qui è finito l'ufficio, insomma, il termine per Enzo Moro. E loro ci chiedono però di mantenere lui come governatore. E se noi lo manteniamo, perdono desiderio di libertà. Quindi ci saranno più fedeli. Però, naturalmente, se dovessi perdere 10 di tradizione repubblicana, non ne varrebbe la pena. Sapete cosa faccio? Dato che non si capisce bene chi la perde, sti 10, se loro o noi, cioè se la perdono loro non ci importa molto. Più che altro se la perdiamo noi. Il problema, io salvo, vedo... salviamo, dai, vediamo. Chiudiamo qui l'episodio a questo punto. Tanto doveva concludersi tra pochi mesi. Ecco, questo era il salvataggio con cui cambia... No, aspetta, perché mi si seleziona pure quella? Un momento. Tu spostati. Allora, salva. Questo appunto era il salvataggio che ho fatto con le Indie occidentali per cambiare i nomi. E vabbè. Adesso vediamo subito, così scopriamo insieme chi perde 10, se loro o noi. Loro. Ok. L'hanno perso loro. Vabbè, quindi sappiamo che era giusto. Quindi dobbiamo sempre fare quello che dicono loro in modo che scenda il loro desiderio di libertà e non salga invece. Tanto poi le conseguenze le subiscono loro al massimo. Noi perdiamo solo un po' di prestigio, che è proprio la cosa che non ci manca. Allora, spero vi sia piaciuto l'episodio. Abbiamo conquistato questa parte del Mali, quindi nessuna altra potenza potrà certo più conquistare il Mali. Abbiamo fatto fuori un po' di inglesi e portoghesi e basta. In questo episodio non abbiamo combinato nient'altro. Abbiamo la Francia che probabilmente prima o poi ci, insomma, annullerà l'alleanza che ci lega. E quindi, però adesso abbiamo un controllo più saldo della Curia e tutto sommato siamo usciti in buona parte dalla brutta situazione in cui ci trovavamo. Alla prossima!